Il corso doveva durare 3 mesi, no? E poi di 3 mesi in 3 mesi son diventati 4 anni. A Villanova Forru i fili colorati si intrecciano con le parole e le storie delle donne che ogni giovedì si incontrano nel salotto di Marinella Serra per una lezione di ricamo che nel tempo è diventato un momento di amicizia, condivisione e creatività. Che ci sono tante signore innamorate del ricamo, dello scialle soprattutto, molto desiderose di avere lo scialle. Quindi qui hanno realizzato il loro sogno. Marinella ricama da tutta la vita, ma all'inizio degli anni Ottanta ha partecipato a un corso organizzato dalla regione e da allora gli scialli sono diventati una professione, la stessa che oggi insegna ad allieve che arrivano da ogni angolo della Sardegna. Come Patrizia, che a 25 anni ha abbandonato il lavoro sicuro in un ristorante per una vita con ago e filo. Mi alzavo la mattina e non ero felice e quindi ho deciso di mollare tutto e di fare dei corsi sul ricamo sardo. E da lì mi si è aperto un mondo e quindi grazie al corso ora ne sto facendo un lavoro. Ogni scialle richiede, a seconda della complessità, da 250 a 400 ore di lavoro e ciascuno racconta coi suoi disegni la storia di una comunità. Ogni paese, tipo Villanova Forre, che fa parte della Marmilla, ha un tipo di disegno. Però somiglia molto a Mogoro, somiglia molto a Collinas, tutta quella zona ha un tipo di disegno. Poi se ci spostiamo, tipo Iglesiente, Tonara, cambiano. Cambia anche il tessuto, perché non è più nero ma è marrone. Marrone ricamato con i toni del marrone, della terra, insomma. Tonara invece marrone con i colori della seta, vivacissimi. Questo lo insegno anche nel corso, perché è giusto capire, no? Quando vediamo uno scialle, diciamo, ecco, questo è di... Gli scialli di Marinella Serra sono stati apprezzati da grandi personalità sarde e non solo, da Gigi Riva fino a Papa Giovanni Paolo II, incontrato nel 1985. Doni che testimoniano un patrimonio che altrimenti sarebbe andato perso, anche a causa della consuetudine di molte donne del passato di essere sepolte con indosso gli abiti tradizionali. Molti scialli sono andati persi così, perché li hanno sepolti insieme alla persona che lo indossava. È impegnativo, però mi piace, sì, mi piace molto. Mi piace molto trasmettere proprio questa mia passione, io la voglio trasmettere agli altri. È un'insegnante severa. Molto severa, sì. Mi chiamano Disfa Disfa.